Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia, oggi è il giorno di Natalia come nostra regista. Un abbraccio a lei, un abbraccio a Tina e alla sua mamma di 102 anni, un abbraccio a Matteo. Matteo che oltre è un grande amico, quindi c'è questo aspetto affettivo che sicuramente travalica, però faccio osservare che è sempre lui nel mirino dei potenti, dell'establishment, specialmente quello di sinistra, quello che ha dominato l'ultimo, il trentennio socialista, forse anche quarantennio, ha cominciato nel 1981 con la nomina di Spadolini a capo del governo. Comunque, diciamo almeno trentennio, da Mani Pulite in poi, oltre i 30 anni. Bene, è sempre nel mirino perché evidentemente rappresenta e specifica un qualcosa di diverso, di alternativo, qualcosa che da un lato mette in crisi l'ideologia socialista e dall'altro lato è il collante, la base di quella che è l'attuale compagine governativa. Questa come osservazione, perché non avrebbe neppure senso che il presidente francese scomodi l'ambasciatore per lamentarsi della dichiarazione di Matteo, il quale dice i militari in Ucraina dopo raggiunta la pace non li mandiamo se non sotto la tutela della NATO, ma come volontari non li mandiamo assolutamente, e voler mandare militari italiani come francesi, come di altre nazioni in Ucraina è una cosa improponibile e roba da attaccarsi al tram. Ecco, il fatto che per una valutazione di questo tipo, pienamente legittima peraltro, come considerazione, si scomodi il Presidente della Repubblica significa che dà fastidio e preoccupa il fatto che ci possa essere un effettivo pensiero alternativo rispetto a quello che negli ultimi 30 anni è stato dominante in Europa, il pensiero socialista, e che quel pensiero possa essere l'effettivo collante di una solida compagine governativa che contro ogni previsione di sinistra in particolare, ma in generale anche nel mondo, quando Biden sedeva, si fa per dire, alla Casa Bianca, contro ogni previsione dura e continua a durare e durerà ancora nel tempo, tra l'altro operando con successo grazie indubbiamente anche alle qualità del Presidente del Consiglio dei Ministri, la signora Meloni. Ora, Giorgia Meloni, come ama essere chiamata. Ora, questa come considerazione così estemporanea, ma leggevo stamattina appunto del Presidente francese che convoca l'ambasciatore per il tax al tram detto da Matteo. Io lo ripeterei, però non voglio creare problemi internazionali. Ora, abbiamo l'anno scorso abbiamo interrotto a Ferragosto, c'è questa interruzione che è più ideale che altro perché è un sabato di interruzione, ma fa da frangiacque, spartiacque. L'anno scorso abbiamo trattato della democrazia, della sua essenza, della sua consistenza e della sua attuale crisi. Adesso, quest'anno, sviluppiamo l'argomentazione, non dimenticando le nostre conversazioni di un anno, dell'anno scorso, per parlare, per vedere come fare ad affrontare
questa crisi, come ripristinare un significato anche aggiornato, attuale, di democrazia e come quindi superare l'impasse, un impasse che è gigantesco. Perché l'avrete forse notato dalle dichiarazioni del professor Mario Draghi di ieri. Mario Draghi ha detto, né più né meno, che ciò che abbiamo detto per un anno qui in questa sede. Abbiamo detto che l'Europa è assolutamente insufficiente, che è stata imbelle, incapace di affrontare i tempestosi tempi che stiamo attraversando, che non è in grado di aprire una speranza futura, che occorre profondamente rimodernarla, rivisitarla. Noi avevamo detto molto più incisivamente che non si può nemmeno pensare sul profilo teoretico di affidare a un ente burocratico, così come strutturalmente è stata costituita l'Unione Europea, la sorte di 500 milioni di persone, che sono i cittadini dell'Europa. Questa miriade iridescente, splendido insieme di popoli, tutti uno diverso dall'altro, portatori di culture straordinarie e nell'insieme, almeno negli ultimi secoli, faro di quella che è la civiltà, che bene o male fa da riferimento al mondo intero, Stati Uniti compresi. Il potente impero statunitense, bene o male, si regge sulla cultura della vecchia Europa. Questa Europa che adesso però è in crisi perché è impensabile che una struttura burocratica possa in qualche modo guidare questi popoli, tutti diversi tra loro e tutti però con una radice unitaria, unica, la radice che è giudeo-cristiana, che è stata più volte negata, ma che in realtà è alla base di questa civiltà. Bene, questo non l'ha detto Draghi, l'abbiamo detto noi, l'abbiamo detto e ripetuto noi, ma comunque le parole di Draghi prendiamole per l'aspetto positivo che hanno, e cioè sono il de profundis, il requiem aeternam dell'ideologia socialista, della prassi socialista che attraverso le strutture, le sovrastrutture, le sottostrutture intende regolare l'umanità intera, come se le sottostrutture, le sovrastrutture o le strutture avessero una loro intelligenza e fossero lo scrigno della verità del momento, che poi cambia e già che c'è la si cambia secondo quelle che sono le convenienze. È la sconfitta, la frana del pensiero socialista. Ancora una volta implode, non è in grado di reggere. L'Europa sta sotto un profilo così meccanico, sta seguendo la stessa, l'Unione Europea, non l'Europa, la struttura burocratica dell'Unione Europea sta seguendo la stessa sorte dell'Unione Sovietica, implode, si sgretola, sprofonda. È quello che sta succedendo e che in qualche modo anzi non in qualche modo, va guardato con estrema attenzione, perché è chiaro che può provocare ulteriori sconvolgimenti. Le frane, le implosioni provocano sconvolgimenti. Occorre fare in modo cambiare rotta e trovare il modo di rimettersi sulla strada di quella democrazia, democratos, quel potere naturale che spetta ai popoli, che sarebbe e costituirebbe, a nostro avviso, la via d'uscita felice, valida, perché i nostri popoli, hanno la cultura, la capacità di elaborare un insieme di
convinzioni, un insieme di costumi che possono guidare i popoli, che possono guidare anche e soprattutto a una pace. È chiaro che occorre prima di tutto riattivare quello che è stato sopito, il pensiero critico. La gente non pensa più o pensa molto poco, non ha più pensiero critico. Ora, se voi provate a ragionare anche per strada con i vostri amici, quelli che dovrebbero essere coloro che vivono con voi la vita normale, quindi il costume comune, che hanno interessi comuni, noterete la difficoltà che esiste nel assumere punti di partenza, non chiamiamoli principi, cominciamo a chiamarli punti di partenza comuni per potersi confrontare. Ora, è evidente che senza la possibilità di confronto, di dialogo, di discussione, è impossibile creare una relazione, formare, criticare le rispettive idee, formare un'opinione comune. È impossibile. La discussione oggi non c'è più, o c'è molto poco. Ci sono questi social su cui uno scrive qualunque scemenza, e qualunque scemenza è messa opportunamente e opportunisticamente sullo stesso piano di cose intelligenti, per cui non riesce a distinguere la cretinata dalla cosa intelligente, o è difficile distinguerle, ti riempie l'effetto ulteriore, ti riempie di notizie false, le cosiddette fake news, per cui non sai più distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Di fatto vieni isolato. Ciascuno è isolato, ma perché non ha più, o meglio, viene irretita la possibilità di rapporto, di confronto con gli altri. Anche il rapporto con le istituzioni non è più un rapporto con le persone che le rappresentano, ma con dei freddi computer, con dei freddi meccanismi, con i quali devi schiacciare il tasto, se vuoi questo devi schiacciare il tasto 1, se vuoi quell'altro il tasto 2, se vuoi quell'altro ancora il tasto 3. Cioè è difficilissimo avere rapporti anche con coloro i quali ti forniscono i servizi essenziali. Non solo, ma quando riesci ad avere questo rapporto diretto, spesso e volentieri l'informazione è insufficiente, non è qualificata, quando non erronea. Però la colpa è sempre dell'utente. Quindi un sistema, una struttura che soverchia il cittadino, che lo opprime e che non è al suo servizio, ma che inverte i rapporti. È il cittadino che è al servizio di quelli. Quindi è la strada aperta per il servaggio, per la schiavitù, per la mancanza, la sottrazione della libertà. Quello che oggi la nostra società sta subendo è, necessariamente insieme alla crisi della democrazia, la crisi della libertà. Quindi è di questo che dobbiamo, è a questo che dobbiamo accoppiare, è questo che dobbiamo accoppiare a quell'anno che abbiamo di conversazioni sulla democrazia, perché dobbiamo capire che se non c'è la possibilità di controllo preventivo di chi svolge funzioni pubbliche, privato o pubblico che sia, se non c'è la possibilità di una partecipazione, se viene inibita o quasi la possibilità di rapporto personale, di creazione di gruppi personali, è chiaro che a quel punto viene meno
il concetto stesso viene svuotato, il concetto stesso di popolo, il concetto di cultura, il concetto di civiltà. Quindi siamo davanti a una fase che è molto delicata, della quale occorre prendere e avere consapevolezza. Siamo davanti a un punto di non ritorno, nel senso, se si accede al potere di questi potentati, al potere dei potentati, che sono al di fuori del controllo dei popoli, i popoli nel loro insieme sono destinati alla schiavitù e sono destinati a subire un sempre maggior numero di guerre, perché questi potentati, essendo per sé totalitari, quindi non avendo una limitazione data dal diritto, ma avendo di mira soltanto la propria espansione, la soddisfazione dei propri profitti, non conoscendo diritto, si scontrano fra di loro. E l'abbiamo visto con la guerra ucraino-palestinese, lo scontro fra di loro è foriero di guerre. Quindi se noi non riprendiamo in mano la nostra libertà, il concetto stesso di popoli, di cultura dei nostri popoli, di civiltà dei nostri popoli, avremo un futuro di guerre. Guerre che esploderanno sempre più tremende, sempre più incontrollabili, sempre più improvvise. Perché i popoli non hanno il controllo di questi enti, tra virgolette, superiori. Occorre quindi elaborare una nuova, meglio, riflettere sulla possibilità di una nuova dottrina sociale. In questo uno spiraglio di speranza lo apre la nomina recentemente avvenuta del pontefice Leone XIV, il quale ha voluto assumere il nome di Leone XIV proprio in memoria del suo antico predecessore della fine dell'Ottocento, Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, cioè della questione sociale. E da Leone XIII sono poi seguite le grandi innovazioni della dottrina sociale, Pio XI, forse il più grande Papa del Novecento, lo stesso Giovanni XXIII, Benedetto XVI. Ora, perché una nuova dottrina sociale è necessaria? Non necessariamente cattolica, però se c'è il capo della Chiesa Cattolica che ci mette la testa e si adopera, così come grande è stato l'influsso, è stata l'incidenza dell'opera di Leone XIII come di Pio XI, così grande potrà essere e incidente l'opera di Leone XIV. Ora, all'epoca, parlo di Leone XIII, la rivoluzione industriale richiese una nuova prospettiva. C'era questa industrializzazione con masse, questo è grave, non è più popolo, la massa non è mai popolo, masse di persone che venivano sfruttate nell'ambito delle industrie, in particolare erano quelle da noi le filande, le industrie tessili. Ecco, venivano sfruttate inutilmente e grazie a Dio c'è stato attraverso un'interpretazione piuttosto anomala, però efficace del socialismo, grazie a Dio c'è stato il socialismo, sono stati i socialisti che hanno aiutato questi operai che in massa, queste masse di operai che rischiano di diventare schiavi e nient'altro di padroni capaci di tutto. Quello è stato la dottrina sociale posta alla fine dell'Ottocento. Oggi però la cosa è molto più complicata. Il digitale, questo sistema
che di fatto schiavizza, lo stavamo dicendo prima, per poter comunicare con chi ti fornisce servizi essenziali, non sei tu che sei fruitore di quei servizi a essere il padrone della situazione, ma esattamente il contrario. Chi te li fornisce che è anche il tuo padrone e tu lo paghi per essere il tuo padrone. Quindi il problema è molto più complesso, e cioè da un lato c'è l'aspetto della rivoluzione, ci sono questi mezzi, sistemi digitali che hanno effetti, aiutati poi dall'intelligenza artificiale, hanno effetti devastanti, perché basta un click, basta per essere cancellati dalla società, basta un cambio di un programma o di un indirizzo digitale per eliminare intere categorie di professionisti. Quando l'IBM ha ceduto le proprie aziende, l'azienda dei personal computer, alla Lenovo, mi pare si chiami, cinese, sono state licenziate decine di validissimi ingegneri elettronici, i quali non erano più idonei a quel lavoro. Quindi basta un niente per eliminare, per scartare intere categorie di persone. Quindi la cosa è molto più complessa, molto più difficile da affrontare rispetto a quanto è accaduto alla fine dell'Ottocento con la rivoluzione industriale. E tutto questo va a incidere anche sulla natura stessa dei popoli, sulla consapevolezza che i popoli hanno di se stessi. Non è un caso che si viva quello che viene definito un inverno demografico. L'istinto dei popoli, in particolare dei popoli occidentali, ma non solo, dice loro che la procreazione, il generare, il protrarre nel tempo, nel futuro, nella speranza quindi, la propria essenza di popolo, quindi propagare nel tempo, mantenendo lo spazio, anche modificando lo spazio di insediamento, ma propagando nel tempo la propria essenza di popoli, non funziona più, fa paura. E quando dei popoli rifiutano la procreazione, vuol dire che quel popolo sta morendo, vuol dire che quel popolo si sta estinguendo. E qual è la base, il fondamento dell'istinto procreativo delle persone e dei popoli? È la libertà. La libertà di generare, di avere speranza, di guardare al futuro. Quella libertà evidentemente sta venendo meno. I popoli hanno paura a riprodursi, a proiettarsi nel futuro. Questo è un dato oggettivo, è un dato di fatto. Quindi è il concetto stesso di popolo che va curato. È ai popoli stessi che vanno forniti gli strumenti perché la loro speranza possa essere alimentata. Bene, il sabato prossimo proseguiremo in questo sviluppo del concetto di democrazia e adesso andiamo alla necessità di nuove culture, di nuova dottrina sociale che è foriera di nuova cultura e nuova civiltà nel nome dei popoli e del loro potere naturale. Io vi saluto, vi abbraccio Tina, la mamma di 102 anni,
al nostro regista e soprattutto Matteo, al quale dico: fatta caltra un'altra volta, il tuo amico di Parigi. Buona domenica e a risentirci a Dio piacendo sabato prossimo.